una realtà locale particolare, anche in questo caso, come quando si parla di qualsiasi tipo di produzione, ci vuole la passione, dalla passione parte poi l'attività, e in questo caso una birra cruda augustana. Assolutamente sì. Birra artigianale buona nasce diciamo, dal connubio di due elementi fondamentali. La prima è l'esperienza familiare da oltre 50 anni nella produzione di bevande, e la seconda sicuramente diciamo, la passione e l'avvicinarsi proprio all'arte birraia. Abbiamo dato il nome Augusta e Megara proprio perché sono state concepite e battezzate in questo modo proprio al lembo di terra a cui fanno parte, quindi Augusta. Parliamo sicuramente di un prodotto di nicchia, un prodotto artigianale, un prodotto crudo, quindi non pastorizzato, un prodotto che comunque al tavolo riesce a esaltare sapori e aromi che comunque in un prodotto classico commerciale ovviamente è difficile ritrovare. Per cui cerchiamo di tirar fuori il meglio in questo settore, garantendo sicuramente ogni fase di produzione, quindi dall'approvvigionamento delle materie prime scelte e ovviamente importate dai paesi principali produttori di malti, fino proprio alla produzione e al packaging, curando ovviamente anche quello che è l'esigenza del cliente finale, quindi il ristoratore, con il classico packaging da 75 e da 33. Il vantaggio della birra cruda dal punto di vista proprio delle caratteristiche organolettiche, delle proprietà organolettiche, qual è? Il vantaggio è sicuramente l'aspetto qualitativo. Il prodotto, una birra cruda è suscettibile a cambiamenti nel tempo, per cui va gustata diciamo, in un breve periodo. Lo svantaggio sicuramente è la conservazione del prodotto, per cui lei deve considerare che una birra cruda ha una shelf life che va dagli 8 a 9 mesi, però comunque sono più i pregi di gustare un prodotto del genere, di gradire effettivamente quello che è la naturalezza del prodotto. Ripeto, sono aromi che possono essere esaltati solo con un prodotto del genere, per cui ovviamente non è difficile trovare paragoni simili con una birra commerciale. Questa è una Megara, una rossa a doppio malto in stile Scotch Ale. È una birra prodotta in alta fermentazione, ha una gradazione alcolica che va dai 7 ai 7 gradi e 2.